Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa edizione serale del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca e con una tragedia in montagna. Un uomo di 55 anni è morto infatti oggi cadendo sulla ferrata Oberst-Gressel a passo di Montecroce Carnico. Si tratta di Giovanni Cattaino, medico di Tolmezzo, notissimo nel mondo dell'arrampicata regionale per aver attrezzato molte falesie in carne, era molto conosciuto anche fuori regione, aveva fatto parte del soccorso alpino e speleologico della stazione di Forniavoltri e della squadra di Tolmezzo come soccorritore, naturalmente come medico. Era in compagnia di un'amica, aveva appena concluso la ferrata a quota 1640 metri, quindi si era slegato dal cavo di sicurezza quando è scivolato dopo aver perso aderenza al suolo a causa della pioggia ed è precipitato per 30 metri. Sono stati allertati i soccorsi avvisando prima un conoscente, ovviamente sotto shock la persona che era con lui e anche altre persone che stavano effettuando lo stesso tratto. C'è stato l'intervento dell'elisoccorso regionale, ma appunto per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono state invece tratte in salvo le 3 escursioniste poco più che ventenni di Venezia che hanno chiesto aiuto dopo aver smarrito il sentiero 210 a Sauris sopra Forcella Chianseveita, più di 2000 metri di quota. Hanno preso il temporale su una cresta rocciosa e non riuscivano più né a salire né a scendere, sono state appunto recuperate. Il bollettino con i dati Covid di oggi, la situazione della pandemia in regione: sono stati rilevati 5 nuovi contagi da 1405 tamponi molecolari eseguiti, 1421 invece i test rapidi antigenici realizzati hanno dato esito a un caso positivo. Non si sono registrati decessi, una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti sono 4, scendono a 208 le persone in isolamento. Non si sono rilevate positività tra il personale del sistema sanitario regionale né tra gli ospiti operatori delle strutture per anziani, nemmeno tra coloro che sono rientrati dall'estero. Un uomo di 62 anni è stato soccorso questa mattina presso nel cortile della sua abitazione a Cervignano intorno alle 7, quando è stato visto accasciarsi improvvisamente al suolo. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa. Sul posto sono intervenuti i sanitari di un'ambulanza che però hanno avviato senza esito una rianimazione perché per l'uomo non c'era purtroppo più nulla da fare, è stato stroncato da un malore. Una ragazza esile, la più agile del gruppo, si infilava all'interno del cassonetto per la raccolta degli abiti usati destinati ai più bisognosi e dall'interno del contenitore selezionava gli indumenti passandoli ai suoi complici. Ma durante una di queste missioni, a seguito dell'intervento di una pattuglia, mentre i suoi complici si sono dileguati, lei è rimasta abbandonata dentro il cassone ripieno di vestiti usati. Per il furto degli indumenti è stata denunciata a piede libero, di lei si erano perse le tracce, poi è stata trovata un controllo della pattuglia dei carabinieri di Basovizza nella sera del 8 luglio. Percorre tutta la provinciale 3 di Sistiana Mare con la ruota bucata senza rendersene conto perché aveva un tasso alcolemico 2 volte il consentito. È quanto hanno riscontrato i carabinieri della stazione di Aurisina la scorsa notte, ritirando poi all'uomo, un 29enne di origini siciliane e residente nel Goriziano, la patente, denunciandolo per guida in stato di ebbrezza. Diversi altri interventi simili la scorsa notte, controllato anche un 21enne di Duino Aurisina che è stato fermato per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico 3 volte sopra il consentito. Controllate in tutto un centinaio di persone e oltre 50 veicoli. L'attesa per la finale degli europei di stasera è tutto esaurito nei locali che trasmetteranno la partita su maxi schermo al Parco del Cormor. Il gestore delle bar ci ha raccontato di come abbia già dovuto declinare, dire di no a diverse persone, decine di persone che hanno chiamato per prenotarsi in quanto appunto i posti sono contingentati, l'accesso limitato. Sono tanti gli udinesi che vedranno la partita in casa o da amici. Io andrò a vederla a Cividale, però in un posto molto all'aperto, quindi non troppo affollato. Io a casa di amici. C'è qualcosa di particolare, griglia, menù? Stare un po' insieme, bere qualcosa e vedere la partita e basta.
Ma andrò a casa, guarda, perché è troppa confusione, non so. Hanno messo lì un schermo, adesso non so. Dicevano all'inizio che non si può vedere all'aperto, che ne so, tante cose dicono. Ma vado a casa comunque, vado a casa. Noi ci siamo organizzati con una televisione normale, un po' grandina ma normale, e chi è davanti con i tavoli può godersi lo spettacolo. A noi stiamo ricevendo tantissime telefonate, è 2 giorni che diciamo di no a tantissime persone perché abbiamo ovviamente i posti contingentati. Secondo me abbiamo rimbalzato diverse decine di persone, forse anche un centinaio. Insomma. Vedo la partita perché sia i mondiali che gli europei li seguo, il resto non seguo. Penso che a tutti gli italiani fa piacere se l'Italia vince, giustamente. La vede a casa o dove? Che mi dici? Ma urlo come una iena, urlo, ogni passo urlo. Sì. Il condominio deve scendere giù fino a terra. Che sensazioni ha questa sera? Ma io mi sa tanto, è brutto dire, ma mi sa tanto che vince la Gran Bretagna. Non dico niente perché se poi qualsiasi cosa succeda... Però sei fiducioso, questo diciamo. Però se andiamo ai rigori dura di più e quindi qua noi insomma lavoriamo di più. Esatto. Caramanzia, non dico niente, però siamo fiduciosi, insomma. Sì, dai, come lei, speriamo bene. Forza Italia! Forza! Forza! Vinciamo noi! Punto! Da Udine a Londra, dove ci raccontano di un'atmosfera incandescente, i friulani la vedranno per lo più tra amici o in locali frequentati esclusivamente da italiani. Gli inglesi sono convinti di aver già vinto, così ci dicono. Ne abbiamo contattati 2, sentiamo allora la loro attesa. Tra le finestre, le porte, ristoranti, hotel, dappertutto, bandiere inglesi, c'è un'aspettanza vincitrice dalla parte del team inglese. Io sono ovviamente italiana, 100%, però le mie 3 figlie sono 50-50. Stamattina mia figlia mi ha mandato un video e dice: mamma, quale gonna mi vedo? Questa rossa o questa bianca? Ma io dico, ma mamma, guarda che ho riservato il bikini azzurro. Ho detto, perfetto, se vincerà l'Italia andrò in giro in bikini. In generale la gente ha prenotato da 2 settimane il finale in un pub. Prendono prenotazioni di persone o tutte inglesi o tutte italiane. Gli inglesi sono un po', come si può dire, hot-headed, sono un po' così, si arrabbiano. Noi italiani alla fine stiamo o in gruppo o tra gli amici. Ovviamente tutti gli amici europei sono per l'Italia. Mancini ovviamente è una star di per sé, dicono che ha più stile di Armani. Cosa mangerete prima della partita? Sono attualmente ospite a una mia amica irlandese, di cui Okay. Lei fa le sue cose all'irlandese, di conseguenza noi italiani porteremo semplicemente i nostri affettati. Faremo il prosecco tutta la serata. Qua sembra già che abbiamo vinto l'europeo, nel senso che da stamattina che festeggiano, cantano, qui dietro Trafalgar Square c'è tipo il mega schermo per i tifosi, quindi per ora sono tutti in giro nei pub a cantare, a far baldoria. Io sarò qua a lavoro, quindi adesso lavoro in Covent Garden, quindi me la guarderò su uno schermo con i miei colleghi sul computer in streaming. Sentiremo le urla prima e poi vedremo il gol eventualmente. Io sono fiducioso. Mi dispiacerebbe vedere, sai, un po' di problemi arbitrali, queste cose qua, polemiche, strascinano dopo. Lavorando, se segna l'Italia, cosa devi fare? Zitto, muto, non puoi esultare. È tutto. Bruno Pizzolo era stato chiamato a gran voce dalla rete come telecronista per la finale. Ieri sera a Udine alla notte dei lettori ha spiegato che avrebbe comunque declinato l'offerta. Se il ballon al podes feverà Alvarez le Vos di Bruno Pizzolo. Quando ci si volge all'indietro e si guarda le cose di una volta. Sono belle. Siamo sempre stati laudatori tempori sancti, no? In tutte le fasi dell'umanità si guarda indietro e si dice c'era una volta l'età dell'oro. Noi sul piano della coralità della manovra, della capacità di costruire il gioco, siamo nettamente più avanti rispetto a loro, che però hanno delle individualità terribili. Io direi che è ovvio che il pubblico poi sarà un fattore ambientale che aiuterà gli inglesi, ma è altrettanto chiaro che loro
sentono la pressione forse più dei nostri, perché noi sappiamo che anche se dovessimo perdere non sarebbe poi la fine del mondo, anche se chiaramente l'occasione è così ghiotta che ci dispiacerebbe un sacco, no? Perderla. Mi fa piacere che la gente abbia ricordato il mio nome, voilà. Poi quando facevo io le telecronache se le avevano anche con me, sai. Sì. Figurati, io non avrei mai ammesso e accettato di andare a fare le telecronache, perché figurati se vado a fare le telecronache io della finale e perdo un'altra volta, è colpa mia. Riparto di 660.000 euro di fondi regionali per completare entro l'estate alcune opere già avviate per la manutenzione di aree a rischio idrogeologiche in area collinare e montana. L'ha stabilito appunto una delibera della Giunta su proposta dell'assessore competente Fabio Scoccimarro, che ha spiegato appunto che non si tratta di opere nuove. Riguardano il completamento dell'opera di mitigazione del rischio caduta massi sul versante ovest del Colle di San Martino, in comune di Artegna, la messa in sicurezza di una frana lungo via Gosperi in comune di Trepoli Cosullo, l'installazione di rete paramassi a Braulins di Trasaghis, il completamento di interventi di difesa da caduta massi e consolidamento del versante in località Peternelle nel comune di Drenchia e manutenzione di reti paramassi nel comune di Rigolato. Approvato l'emendamento proposto dalla coordinatrice di Forza Italia, Friuli Venezia Giulia, Sandra Savino, al disegno di legge ristori che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro per il settore apistico, delicato e strategico settore produttivo che in Friuli Venezia Giulia vede impegnati tantissimi produttori, la cui sopravvivenza è fondamentale per la vita dell'intera agricoltura, così spiegato Savino, parlando di un lungo lavoro a sostegno di questa categoria, lavoro che rientra nel più ampio e convinto impegno di Forza Italia per l'intero mondo dell'agricoltura. E andiamo a Cormons, dove si è concluso oggi con la Capriva Cormons il Giro d'Italia donne, la maglia rosa di Anne van der Breggen. Si è concluso a Cormons il Giro d'Italia femminile con il successo di Anna van der Breggen. A seguirla sul podio le sue due compagne di squadra Ashley Mullman ed Amy Follering. Molto bene anche l'Italia, con un ottimo sesto posto di Marta Cavalli, che conquista così la maglia azzurra, e l'ottavo di Tatiana Guderzo. Ad alzare le braccia al cielo alla 10ª tappa è stata Corinne Riveira del team statunitense DSM. La miglior giovane della corsa è invece Niamh Fisher-Black, mentre la leader della classifica dei GPM è Lucinda Brand. Protagonista indiscusso della 32esima edizione di questo Giro d'Italia è proprio il Friuli Venezia Giulia, ben 3 tappe sul territorio friulano con il tanto atteso arrivo sul Monte Mataiur. Tanto Friuli anche nella maglia rosa, sempre supportata dalla nostra Elena Cecchini. E oggi sapevamo che era una tappa dura, però è stata una bella soddisfazione concludere così un giro che è stato un giro molto bello per noi, molto impegnativo. E, insomma, le mie compagne sono andate alla grande, sicuramente il contributo che hanno dato tutte è stato importante, per cui sono molto felice. Ieri è stata la tappa più dura del giro e come al solito il Friuli regala grandi fatiche, però è stata una bella soddisfazione vedere di nuovo il podio completo con le ragazze della mia squadra e per il resto ho cercato di godermi un po' il pubblico e le strade di casa. Grande festa a Cormons che continua stasera con la finale degli europei di calcio contro l'Inghilterra. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale che termina qui, vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci.